Prima di andare in vacanza, imbracciare ombrellone, crema solare, pinne e quant'altro, ci aspettano al varco una serie di appuntamenti col fisco. Il primo in ordine di tempo e forse anche il più temuto è quello con l'acconto dell'IMU, l'imposta municipale unica, la nuova tassa sugli immobili. Dopo voci di proroga rimane invariato il termine fissato a lunedì 18 giugno prossimo. Slitta invece di 20 giorni e quindi al 9 luglio il termine per pagare l'IRPEF, che risulta dal modello unico, una proroga che porta con sé anche altre scadenze collegate, come quella della cedolare secca. Facendo una sintesi, ecco le prossime scadenze. Come detto, lunedì prossimo, il 18 giugno, è il termine ultimo per pagare la prima rata dell'IMU e il contribuente potrà scegliere di versare l'intero acconto, pagando così il 50% dell'importo complessivo, calcolato sino a questo momento con l'aliquota a base del 4 per 1000, o pagare invece il 33,3% dell'importo complessivo dell'intero acconto. Il restante 33,3% andrà versato entro il 17 settembre. Passiamo adesso alla dichiarazione annuale dei redditi, che avviene con la consegna del modello 730. Inizialmente la scadenza era il 31 maggio, poi posticipata alla data del 20 giugno. Tale modello deve essere compilato al CAF, il centro di assistenza fiscale, o al professionista abilitato, come ad esempio al commercialista. Per chi ha la possibilità di usare questa tipologia di dichiarazione, quindi dipendenti, parasubordinati, cocopro, pensionati e così via. Il CAF o il professionista devono restituire al contribuente entro il 2 luglio la copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione. Altro appuntamento con il fisco è il 9 luglio, con il versamento delle imposte dell'IRPEF, risultate dal modello unico 2012 per il periodo di imposta 2011 per persone fisiche e società di persone. La scadenza precedentemente fissata al 18 giugno ha subito delle proroghe, ovvero entro il 9 luglio si pagherà l'imposta senza maggiorazione, mentre per i ritardatari entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. Tale proroga vale anche per le persone fisiche e i soggetti che esercitano attività economiche che sono soggetti agli studi di settore, lo strumento di accertamento induttivo che raccoglie i dati economici fondamentali delle diverse categorie di lavoratori autonomi e di imprese per valutare se sono congrui con i redditi dichiarati. La proroga dei versamenti IRPEF si estende anche agli addizionali regionali e comunali, ai contributi previdenziali, l'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive, e la cedolare secca sulle locazioni, il saldo 2011 e l'acconto 2012, ovvero l'imposta sostitutiva prevista dalla nuova tassazione agevolata. Insomma, un calendario ricco di appuntamenti non molto graditi agli italiani, troppe uscite e poche entrate, una mazzata economica che rappresenta una vera e propria ghigliottina per il portafoglio.